Io sento parlare di maggiore efficienza, utilità dell'ente, necessità dell'ente, allora qua le cose però devono essere due, perché o ha ragione il consigliere Cabibo quando dice che il Friuli Venezia Giulia è una regione amministrata bene, o ha ragione l'assessore Roberti quando dice che sono state tolte le province e ci troviamo con tutti i mali del mondo, perché adesso, a parte diciamo questa che non è una battuta ma una constatazione, e prima o poi vorrei capirlo questo passaggio, il problema delle province, che ripeto, tutti quanti dicono sono utili, tutti sono convinti che ci aiuteranno a migliorare servizi, migliorare qualsiasi cosa, poi gli chiedi ma quali servizi faranno le province, quali continuerà a fare la regione, quali comuni, non lo Ecco, sanno. i tre livelli sono essenziali perché li prevede la Costituzione, perché le province Adesso, sono nella nostra Carta adesso, Costituzionale. è da ieri, Solo da il ieri. Friuli, Venezia Giulia e la Esatto. Sicilia hanno abolito le province. Perfetto. Deborah Serracchiani, anche in questa occasione, per fare la prima della classe, abolì le province. Lo fece poi la Sicilia. La Sicilia le ha Con il vostro ripristinate, voto. si chiamano liberi consorzi dei comuni. Quindi le province in tutto il resto d'Italia esistono, lavorano e sono sempre esistite e non sono mai state abolite. Poi è intervenuta la legge Del Rio per determinarne una elezione, diciamo, di secondo grado, per cui, per dirla con parole semplici per chi ci ascolta, non sono i cittadini che eleggono i consigli provinciali, ma sono i Chiaro. consiglieri comunali eletti nei comuni che eleggono